Noi abbiamo un problema interno, che è un problema di rappresentanza. Noi abbiamo una filiera di rappresentanza che parte dal territorio e poi si ferma. Questo è uno dei problemi. E questo che cos'ha come conseguenza? Questo ha come conseguenza che a un certo punto i problemi di cui parlava il sindaco, i problemi che noi incontriamo ogni giorno, quando giriamo nel territorio, quando ci vengono fatte delle domande alle quali noi non sappiamo dare risposta, quando ci chiedono dove sono i nostri ministri. Questo ci chiedono, perché abbiamo 3 ministri nel Veneto, e non sono pochi, sono tantissimo. Credo che nella storia questo non sia mai capitato. E allora guardate, io credo che al di là di fare delle azioni universali e di dire cose di una dimensione planetaria, iniziamo dalle cose concrete, perché dopo le analisi c'è la sintesi e dopo c'è l'azione. Dov'è questa azione? Se noi non facciamo nulla, vuol dire che i discorsi che facciamo servono per attirare consenso su noi stessi e poi ci fermiamo perché il sistema, per come funziona, per il ruolo che occupiamo noi, ci va bene. Allora dov'è questa azione? E non sono qui per parlare di iniziative mie o di altri consiglieri regionali, per cui secondo me da questo bisogna partire. Questa è la cosa vera. Dobbiamo creare una filiera di rappresentanza, perché altrimenti tutti quelli che operano nel territorio sono solo gladiatori, che servono per portare consenso più in là e poi ci si ferma. Quando noi parliamo di rilancio del partito, perché io sono venuto qua per parlare di politica oggi, vuol dire che c'è qualcosa che non va se c'è bisogno di rilanciarlo. Ma quante volte abbiamo avuto il coraggio di affrontare questo discorso su quello che non va e, se me lo permettete, su chi non va? Allora partiamo da questo, partiamo dalla rappresentanza locale, assumiamoci delle responsabilità e facciamo delle critiche, identificando queste responsabilità, ma per crescere. Io vi posso assicurare che non c'è mai stato nel gruppo consigliare e nel partito a Padova un abbassamento della tensione, una quasi totale di mancanza di conflittualità interna fra coloro che hanno responsabilità di partito. Non era mai successo. Ma questo che cosa vuol dire? Se noi vogliamo ricostruire quello che Alfano ha annunciato, le primarie non bastano. Noi dobbiamo completare la filiera del partito. Dobbiamo chiedere ad ognuno, a iniziare da chi sta in regione, e questa secondo me oggi è una grande iniziativa. Cominciamo a identificare le responsabilità, cominciamo a identificare le mancate risposte. E lì selezioniamo classe dirigente. Ma guardate, questo è solo l'inizio. Può essere l'inizio del futuro o l'inizio della fine. Dipende da noi, perché comunque il consenso arriva tramite il lavoro e l'impegno di tutti noi, nessuno escluso, ma con diversi livelli di responsabilità. La seconda cosa riguarda la politica. Noi abbiamo una sinistra che è latente, ma non è certo spenta. E dall'altra parte abbiamo un competitore che proprio in questi giorni dice: il governo fa schifo. Il governo fa schifo, però questo competitore è in grado di utilizzare i benefici del potere che deriva dal fatto di essere al governo e cerca di ottimizzare i benefici di avere un ruolo di opposizione. Su questo è necessaria una strategia a livello nazionale e a livello regionale, perché altrimenti noi saremmo nel Veneto agnelli sacrificati. Io ricordo
ricordo quando ci fu la visita del presidente Berlusconi per l'alluvione. C'era Zaia, c'era Cota, c'era Bossi, c'era il figlio di Bossi e non c'era neanche uno dei nostri 3 ministri. Può essere stata una scelta strategica, può essere stato un momento, però noi credo interpretiamo la maggioranza del Veneto. Credo che il centrodestra sia ampiamente la maggioranza del Veneto. Credo che le nostre posizioni, che non sono conservatrici, sono moderate, che è una cosa diversa. Perché come diceva il sindaco prima, di fronte a un problema cerchi le soluzioni, non hai un approccio di tipo ideologico. La maggioranza del Veneto siamo noi, ma l'abbiamo persa. Questo non può essere un fatto, non dico senza una responsabilità, perché altrimenti facciamo Norimberga, ci guardiamo indietro, guardiamo avanti. Qual è la risposta al fatto che abbiamo perso elettoralmente la maggioranza del Veneto? Quali azioni stiamo ponendo in essere per riconquistarla questa maggioranza del Veneto, premesso che gli elettori, i cittadini del Veneto sono di centrodestra e sono moderati? Sono queste le cose sulle quali dobbiamo interrogarci, ma dopo le domande, dopo la sintesi c'è l'azione, perché altrimenti non ci sarà rilancio, ci sarà solo una fuga e imiteremo il Titanic. Questa è la realtà e bisogna partire, e per questo io credo che oggi sia importante, da quello che ognuno di noi sente a livello territoriale. Quando hai le persone che vengono da te, che vanno in municipio e dicono: sindaco, amministratore, consigliere regionale, io ho questa necessità, ho questo problema, che per me è la cosa più importante del mondo. Se noi vogliamo tornare a essere un partito popolare, dobbiamo fare delle scelte che siano chiare, identificabili e comprese dai nostri cittadini.